E allora eccoci qua, allora Marchesin, io dicevo cerchiamo di capire bene di che cosa stiamo parlando quando parliamo di sicurezza alimentare e di carne italiana. Il Veneto è un produttore importante di carne. La prima regione d'Italia. No. È la prima regione, ma ecco, ritornando a quello che si diceva prima, e cioè che sembra ci sia trasparenza e quant'altro in questo accordo, io vorrei sottolineare il fatto che si è conosciuto ciò che bolliva in pentola dopo che sono uscite delle informazioni tempo addietro che davano per segretato il documento che circolava sui tavoli degli Stati Uniti d'America e dell'Europa. Mentre negli Stati Uniti d'America c'erano 600-700 lobbisti che lavoravano a questo, perché sono tutti portatori di interessi e ovviamente hanno l'interesse ad aprire a questo trattato, in Europa c'era la politica che spesso non è che sia molto aderente a ciò che l'impresa aspira e quindi a difendere gli interessi dell'impresa. Era la politica che lo stava trattando. A quel punto è uscita la notizia e quindi i documenti sono stati pubblicati, almeno in parte. Per quello che è dato da conoscere, e si è cominciato a scoprire cosa stavano discutendo. Per quanto ci riguarda sul discorso della carne, ecco, noi già nel 2011 avevamo avuto avvisaglie che stava succedendo qualcosa in Europa per quanto riguarda le informazioni, la tracciabilità e la sicurezza alimentare, perché nel 2011 il gruppo di alto livello dell'Unione Europea si è messo a lavorare sulla modifica della tracciabilità della carne bovina, ovvero l'introduzione del microchip, e con la scusa dell'introduzione del microchip ha anche cercato di abolire l'etichettatura facoltativa. Noi ovviamente quando abbiamo preso la notizia ci siamo mobilitati, abbiamo scritto a tutti i parlamentari, abbiamo lavorato praticamente quasi 4 anni a incontri, riunioni, coinvolgendo i colleghi della Francia, della Spagna, dell'Irlanda, perché abbiamo costituito anche il tavolo di Madrid, che tra l'altro si è riunito qualche giorno fa, dopo vi dirò anche gli esiti di quel tavolo, e sostanzialmente siamo riusciti a bloccare la cancellazione dell'etichettatura facoltativa, perché il nuovo regolamento che hanno fatto, tra l'altro un obbrobrio di sistema di tracciabilità col microchip, perché lo riteniamo obsoleto in assoluto, perché non collegato anche al prelievo istantaneo del DNA, quindi per garantire la sicurezza alimentare, nel regolamento hanno mantenuto l'etichettatura facoltativa. Ma nel frattempo, nel 2014, precisamente il 28 gennaio del 2014, c'è stato questo accordo internazionale, quindi fatto dal Consiglio d'Europa, per consentire agli Stati Uniti d'America di poter portare, e la stanno portando in questo momento, carne bovina con in etichetta scritto carne di alta qualità. Cioè, noi non possiamo scrivere carne di alta qualità nemmeno per la chianina, per la marchigiana e per la romagnola, che sono il vitellone bianco dell'Appennino, che è allevato secondo un disciplinare a indicazione geografica protetta riconosciuto dall'Unione Europea. Ma oltretutto questo accordo internazionale va anche contro il regolamento comunitario. Ecco le prime avvisaglie di ciò che sta succedendo a livello di trattato e a livello comunitario con la politica che va a mediare sui tavoli dell'economia. Cioè praticamente con questo sistema noi ci troviamo in casa una concorrenza spietata, perché ovviamente il consumatore compra ciò che vede, compra ciò che legge. Noi non possiamo scrivere carne di alta qualità, loro lo possono fare solo e esclusivamente perché non è estrogenata. Ma allora mi domando, nel momento in cui il bovino viene macellato e la mezzena viene dirottata per o l'esportazione o il consumo interno in America, chi è che va a controllare se quella mezzena con gli estrogeni prende la direzione dell'Europa o rimane all'interno degli Stati Uniti d'America? Praticamente nessuno. Cioè noi ci dobbiamo fidare delle dichiarazioni che ci arrivano da oltreoceano, ok? Perché non c'è un sistema di verifica sulle carni bovine per capire se quell'animale è stato trattato
fatta o meno. Fermo restando che ricordo che in Europa è penale mentre loro lo usano. Tra l'altro, se andiamo a vedere anche il sistema di allevamento, e dopo parliamo di benessere animale, cioè i nostri bovini nelle nostre stalle sono in beauty farm, non sono nei feedlot dell'America dove praticamente hanno l'ormone a rilascio lento e l'ultimo mese vengono riempiti di integratori, di mangime, anche di sottoprodotti dell'industria per poter far carne. La carne al pascolo non esiste, al pascolo ci può andare la vacca per andare in malga, si possono fare i vitelli come fa la Francia che fanno i ristalli, ma la carne al pascolo non esiste, quindi noi dobbiamo anche cominciare a dire ai consumatori che quando vedono i pascoli meravigliosi dell'Argentina o del Brasile sono tutte balle, perché la carne buona arriva dagli allevamenti protetti. Anche quella argentina non è... Beh, anche loro hanno i feedlot. Chi parla di allevamenti intensivi sbaglia, perché i nostri sono allevamenti protetti, ovvero, faccio l'esempio, se lei va in campeggio e mica si stende per terra, dorme all'aperto senza una tenda, un materassino, si porta la borraccia dell'acqua potabile. Il bovino al pascolo cosa fa? È all'intemperie, con i parassiti, beve ciò che trova, mangia ciò che trova, soffre il caldo, soffre il freddo, gli dà fastidio la pioggia, ma sono condizioni, cioè l'uomo è abituato a vedere quando va in campagna gli animali che corrono di qua e di là e non si interroga del fatto che l'animale corre di qua e di là perché è spaventato dall'uomo. Se noi entriamo in una stalla l'animale è fermo tranquillo. Allora ciò che noi chiediamo alla politica sostanzialmente, quindi all'Unione Europea, è che vadano pure a mediare, perché noi non siamo, lo dicevo in premessa, non siamo contro il trattato, non siamo contro il libero scambio, ma bisogna avere... ma però che ci garantiscano, perché tra l'altro al di là che io rappresenti un'associazione di produttori, sono un consumatore, siamo tutti consumatori. Allora un conto è che ci portino una maglietta, un paio di scarpe che per carità di dubbia provenienza o di qualità infima, ma ciò che mangiamo noi dopo, noi siamo ciò che mangiamo. Certo, certo. Allora Castagna, all'inizio del mese di maggio c'è stata una grossa manifestazione a Roma, il 7 di maggio, che è una manifestazione che è arrivata proprio dopo che Greenpeace aveva reso noti alcuni dati relativi al trattato di libero scambio. Proprio per presentare la manifestazione il Movimento 5 Stelle, ma anche la stessa Greenpeace hanno organizzato un incontro a Montecitorio per presentare questa cosa. Allora sentiamo che cosa hanno detto nell'occasione Elena Evi, che è un europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Silvia Benedetti, che è una parlamentare sempre del Movimento 5 Stelle, e Federica Ferrario di Greenpeace. Ascoltiamoli. Noi oggi siamo qui a ribadirlo alla luce della pubblicazione dei documenti rivelati da Greenpeace, che finalmente rendono pubblici quanto fino ad oggi si poteva vedere solo nelle segrete stanze del Parlamento europeo, e siamo a denunciare in modo particolare l'ingerenza delle multinazionali dell'agrochimica e delle biotecnologie su un campo molto delicato, che è quello dell'agroalimentare, che in modo particolare colpisce l'Italia. C'è una forte connessione tra questo trattato e l'influenza che poi potrebbe avere sull'agricoltura per come la conosciamo oggi. Quindi un'agricoltura che ancora dà spazio alla biodiversità, ancora dà spazio ai piccoli produttori, al chilometro zero, all'agricoltura di prossimità. Questo TTIP invece che cosa fa? Dà ancora più vantaggio alle multinazionali, che comunque detengono già il monopolio del mercato, e in qualche modo mettono in difficoltà le piccole produzioni locali, che sono una caratteristica della nostra Italia a livello di agricoltura. Quindi oggi siamo qui a rimarcare questo, che il TTIP non va bene, non fa bene per noi italiani, non fa bene per la nostra agricoltura. Il TTIP è potenzialmente il più grande accordo commerciale che sarà mai fatto a livello planetario, perché riguarda Europa e Stati Uniti, e quindi quasi il 50% del PIL mondiale e un terzo dei traffici commerciali. Grazie ai documenti che Greenpeace ha reso noti nei giorni scorsi, si è per la prima volta potuti osservare da vicino i testi negoziali, e quindi anche le posizioni differenti fra Europa e Stati Uniti, e diciamo così i timori e le paure che Greenpeace ma anche tutta la società civile avevano su questo accordo sono state confermate, perché
in pratica si evidenzia una forte lobby degli Stati Uniti per abbassare quelli che sono gli standard di tutela dell'Unione Europea, in particolare con un focus sul principio di precauzione. Eccolo qua, il focus sul principio di precauzione, sì. Quello al quale sembra mirino appunto gli Stati Uniti è di abbassare il livello. Guardi, per non essere tacciato di demagogia, che poi o addirittura, come accade spesso, di presupposti ideologici privi di fondamento. Faccio un esempio. Qualche anno fa, mi pare 4-5 anni fa, in un'azienda multinazionale della farmaceutica a Verona, con sede anche a Verona, poi a stabilimenti in Inghilterra e negli Stati Uniti, hanno licenziato 500 ricercatori. La motivazione, come a tutti noto, nella farmaceutica c'è una capacità di, diciamo così, di rendita data dal prodotto particolarmente alta, soltanto il petrolifero, la siderurgia stanno molto sotto, ma come la farmaceutica non c'è nessuno. La motivazione era che gli azionisti avevano, si pensava, un rendimento del 14% e invece è stato solo dell'11%. I calcoli portavano 500 persone nel mondo, non soltanto nel mondo, in meno. Quindi quando si ragiona di libero mercato bisogna sapere che gli interessi che muove il libero mercato nel fare il profitto, non è una parola brutta, in qualche misura si scontrano poi con l'effettiva concretizzazione delle persone. Faccio un altro esempio. Nel servizio che voi avete messo in evidenza che questa questione dell'arbitrato. Certo. Cosa dice l'arbitrato? Che se il risultato di un'azienda non viene conclamato nel paese, può esserci appunto, non è obbligatorio, può esserci appunto, non viene raggiunto per un'azione dello Stato. Certo, quindi può esserci una legge, una normativa che viene introdotta. Faccio l'esempio più clamoroso. In Italia abbiamo un tasso di precarietà particolarmente elevato, dal mio punto di vista, dopo magari anche questo è il liberismo, anzi il libero mercato, con le persone che hanno queste caratteristiche. Dal mio punto di vista c'è una precarietà troppo accentuata. Mettiamo che domani mattina un governo, che non è questo, perché questo l'ha ulteriormente accentuata, modifichi questa condizione in presenza del trattato. Quindi vuol dire che l'accordo, il trattato che prevede che io possa raggiungere dei risultati economici come azienda americana in Europa viene meno, perché ovviamente il costo del lavoro viene in qualche misura modificato. Qui abbiamo dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, mi confermeranno che tra la precarietà e l'assunzione a tempo indeterminato per sempre senza alcun sconto ha il costo superiore. È possibile che uno Stato venga sanzionato perché il risultato economico di un'impresa non viene raggiunto? Ora capisco, non sono d'accordo, che il risultato economico di un'impresa non venga raggiunto, l'azienda chiude. Ne abbiamo visto in questi anni. Se non sbaglio è anche monodirezionale. È anche monodirezionale. Sì. No? Cioè, quindi è solo... Certo, solo nel caso. Allora capisco, non sono d'accordo che un'azienda chiuda perché non ha raggiunto il risultato. E chiuda e lascia a casa i lavoratori. Ma è pensabile che un'azione politica di un governo debba essere messa in discussione? Poi sul trattato siamo tutti d'accordo che un trattato può esserci di libero scambio, non capisco cosa vuol dire tra due pesi che hanno queste caratteristiche, tra un'Europa che non c'è e gli Stati Uniti invece che ci sono. Non capisco quale possa essere il livello medio di mediazione che si raggiunge tra una legislazione nostra che ha quelle caratteristiche appunto anche di salvaguardia dell'utenza e dei cittadini rispetto a quello che non c'è negli Stati Uniti. Ma detto questo, è possibile che il mondo venga governato essenzialmente sulle logiche di mercato e pensare che le logiche di mercato non sono un anticapitalista, ma che le logiche del mercato debbano essere superiori alle condizioni materiali con cui la gente esprime il proprio pensiero attraverso le democrazie e il voto? Questo è il TTIP, quello che oggi ci viene proposto. Poi uno può dire, questa è una versione ideologica, però questo è quanto sta accadendo, questo è quello che ci viene proposto, cioè che le ragioni del mercato siano superiori alle ragioni appunto delle assemblee elettive. Se posso brevemente, ci sono veramente un po' di equivoci di fondo, secondo me. Non mi stupisce che Andrea sostenga questa posizione, non mi stupisce la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, ha fatto molto più audience, Crozza, dobbiamo dirlo qualche giorno dopo, questo va detto. Però
che anche un tema tecnico così complesso, se mi consentite la parentesi, venga portato con una superficiale del genere a una trasmissione come quella di Crozza che avremmo visto tutti, no? Si parlava del pollo che sbianca il cloro, certo, ma è un tema molto complesso, è un tema che non va trattato così. Chiariamoci però un attimo, perché qui io capisco che la parola, io non mi sento assolutamente liberista, io sono liberale, sono due cose molto diverse. Capisco che però che faccia comodo utilizzare in maniera spregiativa questo termine, nessun problema. Però chiariamoci una cosa che forse non abbiamo sottolineato stasera, cioè cosa vuol dire aprire un'area di libero mercato? Vuol dire semplificare la vita alle piccole e medie imprese italiane in primis, a cui ogni giorno chiediamo: dovete crescere, dovete fare sistema, dovete accorparvi, dovete internazionalizzarvi. Noi chiediamo queste cose qui, abbiamo la più grande opportunità di dare tutte queste cose qui, perché aprendo un'area di libero mercato, aprire un'area di libero mercato non significa il Barolo che viene esportato negli Stati Uniti è fatto da aziende vitivinicole, le posso garantire che non sono grandi aziende, non sono multinazionali, sono produttori molto piccoli che esportano e hanno conquistato fette di mercato. Cioè non è che bisogna essere grandi, è la nicchia e la qualità delle produzioni. Ma certo, ma proprio perché vogliamo bene i piccoli produttori, noi stiamo aprendo l'area, semplificando la vita ai piccoli produttori, a cui i piccoli produttori possono andare a rivolgersi. Cioè è una cosa che secondo me viene detta poco, ma perché capisco che l'approccio sia molto demagogico per questo. Cioè noi stiamo aprendo un'area di mercato interna, cioè stiamo crescendo in maniera smisurata. No, stiamo togliendo regole. Il mercato interno. È diverso. Togliendo dazi. Ci arriva già dagli Stati Uniti d'America. Certo che ci arriva. Ma ci sono regole diverse. Sì, però il TTIP dice, questo dobbiamo riconoscerlo, è scritto nei documenti ufficiali che sono pubblicati sul sito della Commissione Europea, che io se mi consentite di leggere un attimo, una delle raccomandazioni fatte dal Parlamento è scritta nel documento ufficiale. La Commissione Europea dovrà riconoscere che non vi sarà alcun accordo nei settori in cui l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno norme molto diverse, come ad esempio, nel caso dei servizi sanitari pubblici, degli OGM, dell'impiego di ormoni nel settore bovino, che non fa assolutamente parte del negoziato e che rimane vietato. È vietato importare carne nutrita con ormoni e questo non sarà possibile farlo neanche domani. Il regolamento REACH, registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche, la sua attuazione e la clonazione degli animali a scopo di allevamento. E chiede quindi anche la clonazione. Il Parlamento alla Commissione che non siano condotti negoziati in proposito. Fine, cioè di questo non si riconoscerlo questo. Poi dobbiamo ricordare, perché è importante. Ma li stanno facendo, e questo è il dramma, che li stanno facendo, li stanno portando avanti. Ho capito, però non per il TTIP. Cioè, lo scrivono. Cioè, se dall'America lo scrivono ma non lo fanno. Ma è vietato dalla legislazione vigente, non è possibile. Allora, o il TTIP dirà che la legislazione vigente viene modificata sul punto, secondo me non vedo come la Commissione possa negoziare un accordo del genere. Poi se il Parlamento lo dovesse ratificare sarà l'opinione pubblica ovviamente ad alzare la voce, però allo stato attuale non è possibile. E poi scusate, ricordiamo per favore che cosa vuol dire aprire un'area di libero scambio. Vuol dire azzerare completamente i dazi tariffari, che sono bassi mediamente, ma che ancora ci sono in certi settori merceologici che sono molto alti. Se mi consentite di ricordare che il dazio per esportazione dall'UE agli Stati Uniti di prodotti caseari è del 140%. Forse voi me lo potrete confermare, è questo, è scritto sul documento ufficiale della Commissione, che io invito tutti ad andare a scaricarsi da internet. Certo, il 60% di prodotto in più negli Stati Uniti, gli Stati Uniti il 120% in più di prodotto in Europa. Sì, ma appunto, ma allora noi, ma perché? Se noi chiediamo questa apertura dopo ci fa chiudere le aziende. Ma perché ci fa chiudere? Ma scusi un attimo, ma da quando è che... Vorrei sentire con Fabio sul punto. Ci sono 60 miliardi di anche dei telespettatori in attesa. Ho finito solo questo. Stiamo offrendo un mercato più ampio anche alle piccole aziende a cui ogni giorno chiediamo di sudare 7 camicie per internazionalizzazione. Noi offriamo un mercato più ampio a un costo molto inferiore. Ma perché non possiamo essere favorevoli? Le aziende hanno bisogno di avere un sistema di commercio estero che sia più funzionale, perché ci sono una domanda gli uffici di commercio estero che abbiamo in giro per il mondo, che non vanno certo a supportare le aziende per l'internalizzazione. Ecco. Per esportare in paesi come gli Stati Uniti, qual è il punto fondamentale che un'impresa, il prodotto di quell'impresa deve avere? Uno, il punto fondamentale per avere una capacità di penetrazione in quel mercato, a parte il costo,
Il prezzo. Solo il costo. Il prezzo. Basso. D'Onofrio? Prezzo basso. Le BMW non le comprano per il prezzo in tocchiamo secondo me uno degli aspetti più importanti. E indubbiamente noi non andremo a competere sul prodotto di bassa qualità perché ci vediamo sconfitti in partenza. Infatti secondo me la discussione è piuttosto stucchevole muoversi sul protezionismo, per quanto è necessario e farà parte di una sana attività di lobby tutelare la peculiarità del nostro sistema produttivo. Dovremmo preoccuparci molto di più a capire come cogliere le opportunità di un mercato che si apre ancora di più, perché è corretto dire che si apre ancora di più, perché è un mercato già aperto, ma a questo che punto andiamo ad agevolare, si spalanca completamente. Il tema non è solo avere un buon prodotto, ma è dove siamo deboli non tanto in Europa, ma proprio in Italia e soprattutto nel nord-est, perché sappiamo che c'è un'area d'Italia molto più avvezza di noi all'organizzazione commerciale, è la creazione di reti distributive. I nostri piccoli produttori, il piccolo produttore di Barolo, per cogliere le opportunità offerte da un'area libero scambio, dovrà correre più di quanto ha fatto fino ad oggi per crearsi delle reti distributive efficaci per mercati maturi come quello degli Stati Uniti, che richiede una capillarità di presenza molto diversa da quella che abbiamo oggi. Oggi le nostre aziende sono tanto brave a produrre quanto scarse a vendere, ce lo siamo detti 1000 volte, ma è su questi banchi di prova che viene a galla il problema. Certo. Professor Casen. Io però vorrei dire che al di là di quello che si regolamenta, se uno va fuori dalle norme, che penali ci sono? Perché è inutile che io metto divieto di sosta o divieto di velocità e poi non c'è un'ammenda sufficiente a demotivare queste cose. Questo è il punto. Allora, abbiamo organizzato qualcosa che difende il consumatore, ma non a livello di parole, ma a livello effettivamente questo prodotto è sbagliato, va cassato dal mercato europeo o viceversa dal mercato americano. Perché il controllo elimina il protezionismo, questa è la cosa fondamentale. L'interesse dell'azienda deve corrispondere all'interesse della comunità, perché se noi partiamo con l'idea, privilegiamo le aziende comunque in qualsiasi modo, noi siamo morti, cioè l'Europa è finita. Ricordatevi che entrare nel mercato americano è una scalata di 6° grado superiore, ve lo dico per certezza. Mentre gli americani arriveranno in Europa e trovano le porte aperte, in America se vuoi vendere un bullone o ti metti d'accordo con la lobby giusta o non lo vendi, allora o siamo organizzati e siamo coesi, cosa che mi pare l'Europa non lo sia, perché abbiamo delle nazioni che sono in Serie A e delle nazioni che sono in Serie Z, no? Allora bisogna che formiamo e diciamo che l'Europa superi le varie malattie infantili, no? In modo che si crei gli anticorpi e poi apra a un mercato, perché a questo punto c'è una bidirezionalità del mercato. Io ho impressione che questo mercato sia monodirezionale e non protetto, soprattutto, ripeto, perché l'Europa ha un'eccellenza, gli Stati Uniti raramente ce l'hanno e soprattutto non c'è un controllo sull'esportazione. Cioè il controllo deve essere stato fatto dallo Stato che esporta, che garantisce il mercato e marchia quel mercato, non dice esporti quello che vuoi, è l'origine di questo prodotto, che può essere non alimentare, ripeto, certo, ma prodotto negli Stati Uniti, perché se io ho spostato ho spostato la fabbrica in Cina e produco in Cina e poi lo commercio come prodotto degli Stati Uniti, allora non ci siamo. Cioè, sono tante cose da vedere, questa fretta di aprire i mercati, io temo che sia una fretta che giova soprattutto agli americani. Dopodiché dico, apriamo pure i mercati, perché noi abbiamo delle aziende che possono anche invadere questi mercati e avere vantaggi. Ma ripeto, abbiamo aziende piccole e di fronte a certi colossi noi anneghiamo in un oceano.
Certo, dopo le chiederò perché Obama ha così fretta a far firmare questo accordo. Negli Stati Uniti gran parte dell'opinione pubblica dice esattamente lo stesso, cioè il trattato è favorevole all'Europa e è sfavorevole agli Stati Uniti. Certo, abbiamo dei telespettatori in attesa. Buonasera, il suo nome e da dove chiama gentilmente? Mi scuso per averla fatta aspettare, prego. Franco Mantolo. Come, scusi, noi la sentiamo molto bassa. Franco, prego. Senta, ma io faccio fatica a spiegarvi le cose, perché le cose che io so, voi le saprete tra 4 anni, perché io girando fuori l'Italia so le cose che la censura dei giornali e delle TV qui in Italia non dicono. Allora, come si fa a fare d'accordo del TTIP con un'America che è andata a far venire perché non aveva petrolio, con la bugia delle armi di distruzione di massa che non esistevano? Come si fa ad andare a fare affari con l'America che ha comprato Maduro per avvelenare Chavez? Perché voi questo non lo sapete adesso, lo saprete fra 5-6 anni. Come si fa a fare affari con l'America che ha inventato le primavere arabe per vendere armi? L'America che differenza ha dal nazismo di Hitler? Hitler aveva la Vatica, loro hanno la stella ebraica, o la stella delle stelline dei 54 stati. E allora come si fa a fare affari con l'America? L'Europa c'è da augurarsi che finisca la svelta, perché l'Italia può solo fare qualità, non quantità. Benissimo. E noi, grazie a gente come Prodi, come Andreotti, quella gentaglia lì, abbiamo buttato a mano nella spazzatura le nostre eccellenze, perché se c'è porcheria viene proprio dall'America. L'America sono andati sulla Luna con la tecnologia del Terzo Reich e hanno permesso di fare l'Europa, che è uguale come la Germania unica che voleva fare Hitler. Ma Hitler avrebbe fatto meglio che questa porcheria di Europa. Cos'è l'Europa? Una porcheria che ti impone di fare questo, ti impone di fare quello. Questa è una dittatura. Non è un'Europa, questa è una dittatura. È una dittatura, signor Franco, grazie. Grazie, una dittatura finanziaria, dicevamo la settimana scorsa, no? O comunque la finanza che detta le regole del gioco. Abbiamo un altro signor Franco in attesa. Buonasera signor Franco, lei chiama da dove? Dal Friuli Venezia Giulia. Prego, cosa vuol dire? Io forse la mia affermazione è una banalità, però ho preso paura di tutti gli esperti che sono lì, perché io proprio non ne capisco niente. Però volevo dire, verso chi noi abbiamo il debito pubblico, per esempio? Cioè, non ho mai capito il debito pubblico verso chi è. Il nostro debito pubblico, chi ce l'ha in mano dunque, giusto? No, chi ce l'ha in mano. Se noi non paghiamo il debito pubblico, chi fallisce, chi protesta, ecco, quello che non capisco. I creditori. Chi sono i creditori? I creditori, grazie signor Franco. Adesso cercheremo di dare una risposta anche a questo. Non so se abbiamo un altro telespettatore in linea. Un attimo solo, mi dicono dalla regia. Evidentemente... perfetto. Sì. Allora, buonasera, il suo nome, da dove chiama? Sì, pronto? Sì, prego. Sì, mi chiamo Alberto, chiamo dalla provincia di Venezia. Prego. Niente, io volevo soltanto dare la mia opinione su quello che dicevate prima circa la logica del mercato, sulla logica che praticamente ormai sta regnando sul nostro mondo. E a mio parere si dovrebbe parlare più di logica del profitto che di economia, e purtroppo non si parla di sana economia, quella che determinerebbe uno sviluppo armonico della società. Quella che ci regola ormai, che regola la nostra vita, è una logica di profitto, ed è una logica che è estremamente pericolosa a mio avviso, perché rischia di portare verso un disastro sociale.
Questa è la mia opinione. Questo io lo vedo anche in settori diversi, per esempio il settore dove lavoro io, che è la sanità. E molto spesso anche nella sanità vivono logiche di profitto e questo è, ripeto, estremamente pericoloso. Per cui io concludo dicendo che a mio avviso o la nostra società, e questo naturalmente io sono pessimista a riguardo, ma sarà il mio carattere, la nostra società, il nostro mondo trova in sé gli anticorpi per cambiare rotta, in modo tale che la logica cambi e diventi una logica che permetta uno sviluppo armonico della società, oppure le cose a mio avviso si metteranno male. Grazie per la grazie a lei del suo intervento. D'Onofrio, vuole rispondere lei a quest'ultimo telespettatore che poi sostanzialmente anche quello precedente mettono in evidenza come si diceva anche di questo peso che ha oggi la finanza, il profitto? Allora, è difficile capire da dove partire. Allora, proviamo a fare un ragionamento un po' diverso. Abbiamo difficoltà a dare una risposta che va bene per tutti perché ognuno nella sua testa ha un'idea diversa di Europa. Intanto, partiamo da qua. E mentre da un lato, come dicevamo prima, abbiamo uno Stato nazionale che sono gli Stati Uniti d'America, che cos'è l'Europa? È un progetto, un'idea, un sogno, è un mercato unico all'interno del quale riusciamo ad operare, e se non ci chiariamo su questo, le riflessioni successive sono viziate dal primo passo fatto nella direzione sbagliata. E l'Europa ci ha garantito 60 anni di stabilità, benessere, se non altro pace civile, e oggi, se fosse oltre che un mercato unico un soggetto politico, dimenticandoci tutti i passaggi, le diversità e ciò che ci divide, dobbiamo ricordarci che sarebbe la prima economia al mondo, la prima, sarebbe indubbiamente una supremazia culturale, staccando il secondo in classifica di parecchio. Terzo, sarebbe una potenza tecnologica, industriale e soprattutto militare senza pari nel pianeta. Il Mediterraneo sarebbe un gioiellino, probabilmente non avremmo il Nord Africa destabilizzato, il Medio Oriente non sarebbe nella situazione in cui è, e non avremmo mai permesso che quello che è successo in Ucraina, i rapporti con la Russia sarebbero ben diversi. Sì. Il problema è che questa situazione oggi non c'è e non è all'ordine del giorno in nessuna agenda politica, perché è un tema che divide, è un tema che fa perdere voti, è un tema non facile da trattare, e questo fa sì che le leadership in tutti i paesi europei non vadano in quella direzione, ma vadano in direzioni molto più semplici, perché sarebbe facile sostenere la posizione del primo ascoltatore e dire che l'Europa è brutta, che l'Italia è brutta e che a salvarci sarà il Veneto. Ma è una stupidaggine, mi dispiace, ma è una stupidaggine. I sistemi, purtroppo, in questo momento, gli stati nazionali di per sé sono in difficoltà, perché i grandi attori hanno una capacità di fuoco che non è che chiudendosi a riccio riusciamo a gestire. Noi riusciamo a gestire se siamo promotori, siamo leader di un grande sistema politico che ci tuteli, che tuteli i nostri confini, che tuteli le nostre aziende. E in mancanza di questa leadership è evidente che interessi singoli, più piccoli, rischiano di prevalere nella disorganizzazione generale, che è un po' quello che succede, che poi alla fine finisce per monopolizzare queste discussioni. E allora arriviamo a discutere del futuro dell'Europa perché non ci piace come la montagna abbia partorito la regolamentazione che mi vada a dare il diametro delle cozze. Allora discutiamo sul diametro delle cozze e ci dimentichiamo che stiamo abbandonando 60 anni di integrazione europea, che oggi più che mai ci servirebbero. Perché se no finiamo schiacciati nelle politiche da chi è più bravo di noi a far sistema, che ci impone delle condizioni magari che oggi, ripeto, non sappiamo, sul TTIP, ci ritroviamo schiacciati da un potenziale partner commerciale come la Russia, ma che non riusciamo a gestire perché la Francia ha una posizione, la Germania un'altra, l'Italia un'altra ancora, certo. E non riusciamo ad avere un ruolo, quando invece un ruolo ci spetta di diritto,
Però se continuiamo ad arrampicarci in discussioni probabilmente troppo semplici e troviamo soluzioni che chiamano l'applauso, si direbbe, e non ne veniamo di sicuro fuori. Ma l'Europa non esiste. L'Europa non esiste per il semplice fatto che si è fatta prima l'unione monetaria, non si è fatta quella politica. Non esiste un'attività di affari esteri, non esiste un'attività di giustizia, non esiste un'attività di difesa, non esiste un'attività di economia. Cioè, il fatto stesso che l'Europa abbia accettato il diktat degli Stati Uniti d'America di fare l'embargo o di porre l'embargo alla Russia, quanti miliardi ci sta costando? Quanti miliardi sta costando alla nostra economia e alle nostre imprese? Cioè, prima di aprire altri mercati, manteniamo quelli che abbiamo. Ecco, perché qui ma stiamo dando un'idea che sia un interruttore che accendiamo e spegniamo. Ma l'Europa non può essere questa. Io non sogno questa Europa per i miei figli, i miei nipoti, io non la sogno questa Europa. Cioè, Prodi ci ha rovinato quando Prodi ha fatto l'accordo per la moneta unica, ci ha rovinato. Per noi abbiamo cambiato le nostre 1000 lire a metà, i tedeschi l'hanno cambiata 1 a 1, l'hanno cambiata. Usciamo da questa discussione che siamo indietro di 20 anni. Ma quando i bot CCT erano al 14 al 16%, per andare a prendere i soldi in banca ci andavano solo quelli che ne avevano veramente bisogno. Ma si stava meglio quando si stava peggio, siamo d'accordo. Adesso cosa facciamo? E pagavano il 22% di interessi, ma i virtuosi mettevano i soldi in cascina, come dicono. Il dato è che quando c'è stata la trasformazione della lira all'euro nel nostro paese non l'ha fatto il governo, che era Berlusconi al governo, e neanche Prodi, l'ha fatto i commercianti. Io dalla mattina alla sera ho scoperto che 1000 lire venivano un euro. Quello che non è accaduto in altri paesi, col controllo dei prezzi e tariffe, è accaduto nel nostro paese. Allora andiamo, ci fermiamo un attimo che dobbiamo andare a Vogliamo per dire che l'altro giorno che ci siamo trovati, poi i tedeschi non hanno cambiato 1 a 1. No, diciamo che questa cosa qua gira in internet, ma non è vera. Quando ci siamo trovati con gli irlandesi, i francesi, gli spagnoli, loro tutti assieme abbiamo fatto un calcolo per la zootecnia europea. Corriamo il rischio di indebolirla, quindi di portare una perdita alla zootecnia europea di 10 miliardi. Cioè, se questo è il trattato che transatlantico, certo. Mettiamoci d'accordo, perché fermatevi un attimo, tenete le idee ferme in testa, andiamo un attimo in pubblicità e dopo, quando rientriamo, spieghiamo anche ai telespettatori. A tra poco.